Buonasera, è stata questa una lunga giornata di fuoco all'hotel Sheraton di San Salvador. Esercito e guerriglieri del Fronte di Liberazione Farabundo Martí continuano ad affrontarsi. Nelle mani degli insorti alcuni consiglieri militari che si trovavano nell'albergo al momento dell'attacco e tra questi almeno 4 cittadini degli Stati Uniti. Durissima reazione della Casa Bianca che ha definito l'offensiva dei guerriglieri un atto di terrorismo. Il comando asserragliato nell'albergo ha offerto la liberazione degli ostaggi a patto di poter trattare direttamente con l'ambasciatore americano. Per tutti gli altri ospiti dell'albergo la vicenda si è chiusa con un grande spavento, ma nessun danno. La politica. Seconda giornata di dibattito intenso alla Comitato Centrale del Partito Comunista. Oggi l'attenzione era rivolta soprattutto all'intervento di Pietro Ingrao, che ha ribadito il suo no alle proposte di Occhetto. Ingrao ha detto di non aver capito con chi e su quali obiettivi il segretario vuole avviare una fase costituente. Ci sono stati altri no, oltre a quello di Ingrao, ma la maggioranza degli interventi è stata di appoggio al segretario del PC. E in serata Alfredo Raiklin e Livia Turco hanno cercato una sintesi fra le proposte di Occhetto e le idee di Ingrao. Per quanto riguarda i modi per giungere al cambiamento, sembra prevalere l'ipotesi di un congresso straordinario. Lo chiedono gli oppositori della linea del segretario, ma anche molti tra coloro che si sono dichiarati d'accordo con lui. Il vento dell'Est ed il desiderio di riforme continuano a sospingere in piazza migliaia di cecoslovacchi. Anche stasera 200.000 a Praga hanno manifestato la loro protesta, scandendo slogan contro il gruppo dirigente del partito, incuranti del divieto imposto ieri dal leader Milos Jakeš contro qualsiasi tipo di manifestazione. Ed è proprio grazie alla continua spinta popolare che qualcosa sta cambiando in Cecoslovacchia. Nel pomeriggio il primo ministro Adamek si è incontrato con una delegazione del Forum Civico, l'organismo che da ieri raggruppa tutte le frange dell'opposizione al regime. Non ci saranno massacri, ha promesso Adamek, non ci sarà la legge marziale e da stamattina i praghesi hanno potuto leggere sui giornali cronache attendibili sugli importanti avvenimenti di questi giorni, unica eccezione il Rude Pravo, organo ufficiale del partito. E concludiamo ricordando lo sciopero che domani e dopodomani rischia di provocare gravi disagi per chi viaggia in treno. Ad incrociare le braccia i Cobas dei macchinisti e gli aderenti alla FISAFS. La loro protesta inizierà alle 14 di domani per concludersi alle 16 di giovedì. Secondo le ferrovie che hanno assicurato la circolazione dei treni a lunga percorrenza, durante lo sciopero si avrà una riduzione di circa il 50% dei convogli. Ed era questa l'ultima notizia di questa breve edizione del TG. Come di consueto, termina con una panoramica sui titoli e sulle principali notizie dei quotidiani in edicola domani. A condurla il collega Alessandro Marcucci. Io vi saluto, grazie per l'ascolto, buonanotte. Buonasera, il Partito Comunista dunque si avvia verso un congresso straordinario, questa è la valutazione pressoché unanime di tutti i giornali che troverete in edicola domani. Le altre notizie di prima pagina sono quelle che vi abbiamo dato poco fa nella nostra prima pagina, nostra copertina, la situazione della guerra civile in Salvador e poi le prime timide aperture delle autorità cecoslovacche all'opposizione. Ma cominciamo questa rapida carrellata con il Corriere della Sera. Ingrao durissimo, Occhetto dice e condanna a morte il comunismo. Congresso straordinario del PC, non solo la sinistra si è schierata per un'assise a breve scadenza, chieste garanzie per gli oppositori, voci di rimpasto in segreteria. Un deputato si dimette per protesta, vedremo più dettagliatamente questa notizia in un altro giornale. Intini dice che Craxi per Unità Socialista non intende confluenza nel Partito Socialista. Paolo Franchi scrive fra l'altro: prima alla vigilia del comitato centrale erano proprio i quarantenni più fedeli ad Occhetto a sostenere che bisognava decidere su tutto il più in fretta possibile, magari tenendo congresso e assemblea costituente nel giro di poche settimane, comunque prima delle elezioni amministrative di primavera. Poi, di fronte all'ampiezza delle contestazioni e magari in presenza di qualche autorevole consiglio, il segretario e i suoi hanno cambiato idea, meglio non forzare. Di spalla le notizie dal Salvador, la guerriglia sequestra 25 persone, tra cui un italiano e 12 americani, assalto all'albergo, presi ostaggi USA, e in taglio centrale Praga cede e tratta con l'opposizione e a Mosca Zaikov, il nemico di Yeltsin, lascia la guida del partito. Il giornale: Ingrao no al partito post-comunista e in ogni caso a decidere dovrà essere un congresso straordinario. Per protesta contro il nuovo corso un deputato si dimette dal Partito Comunista. L'editoriale a firma del direttore Montanelli, vuoto a perdere, leggiamone un passo.
È giustificato chiedersi, dice Montanelli, come e da chi sarebbe riempito il vuoto che il PC lascerebbe se lo lasciasse e quali effetti potrebbe sortire sull'intero schieramento politico. Il pericolo vero, dice ancora Montanelli, è però questo: lo scatenamento di quelle tentazioni eversive che nella società italiana, sotto maschere ed etichette diverse, covano sempre e che il PC controllava e imbrigliava. In questa, che per 40 anni è stata la sua vera funzione, non si vede quale altra forza politica potrà sostituirlo. Il Giorno, Ingrao all'attacco, clamorosa protesta di un deputato ligure, si dimette dal PC, il leader della sinistra ha contestato a fondo il progetto del segretario negando che il comunismo possa considerarsi morto, Lama in soccorso di Occhetto verso un congresso straordinario. Affogati nella bonaccia, il titolo dell'articolo di Cattani. Il discorso e la proposta di Pietro Ingrao, condivisi da molti comunisti dentro e fuori il portone delle botteghe oscure, rischiano di bloccare sul nascere il processo avventurosamente tentato da Achille Occhetto. Questa è la valutazione di Cattani. Vedete a centropagina un altro argomento: il Ministro della Sanità ordina ispezioni nei forni, dopo quelli a cui abbiamo assistito quest'estate nei camping, nei bar, eccetera, negli ospedali soprattutto. Non si salva neppure il pane. I carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno effettuato 697 visite, 449 impianti in regola, 865 le infrazioni. De Lorenzo poi preoccupato per le ULSL, se diventeranno società per azioni, attenzione al riciclaggio di denaro sporco. Il Messaggero di Roma, apertura sui lavori del Comitato Centrale, teso dibattito mentre continua la contestazione. Ingrao rompe con Occhetto, il PC verso il Congresso, ma Lama, Raiklin e tanti altri sono con il segretario. In prima pagina anche un richiamo sulle elezioni, le recenti elezioni per il Consiglio Comunale di Roma, per il Campidoglio, il pasticcio del voto, rapporto del giudice sulle elezioni, omissioni ed errori a valanga. Il presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, Rocco Misiti, con la proclamazione degli eletti ha anche autenticato l'incapacità di centinaia e centinaia di presidenti di seggio a fornire una documentazione conforme alla legge delle elezioni. Passiamo al manifesto. Linee opposte nel Partito Comunista, l'alternativa di Ingrao. Congresso straordinario, si chiede il giornale. No a Occhetto e congresso straordinario subito, la proposta alternativa di Pietro Ingrao al Comitato Centrale. Mai come adesso, dice, abbiamo bisogno di pronunciamenti chiari. Due editoriali, una firma di Rossana Rossanda, l'altro di Luigi Pintor. Pintor scrive: forse Occhetto sospetta oggi di aver sbagliato, ma non può dirlo neanche a se stesso. Se il suo è un errore di sostanza e di metodo, come a noi pare chiarissimo che sia, non è di quelli che si riparano riconoscendoli. La sua gravità sta proprio in ciò, di aver messo in gioco tutto come in una roulette russa, la ragion d'essere profonda del partito che dirige da poco più di un anno. Le notizie dal Salvador a centropagina, Grand Hotel Libertà, la guerriglia occupa l'hotel Sheraton, minacce degli Stati Uniti. Repubblica e La Stampa, che vediamo ora, aprono con le notizie da Praga. Ecco, vediamo subito Repubblica, svolta in Cecoslovacchia, scoppia la crisi ai vertici del partito, Praga, il potere capitola. Il premier costretto a trattare con l'opposizione e 200.000 celebrano la prima vittoria. Le notizie da botteghe oscure, lo schiaffo di Ingrao, Occhetto, vuoi dichiarare la morte del comunismo, dice il leader della sinistra. Il leader storico della sinistra ha sferrato un duro attacco, continua la battaglia nel PC. L'esito è incerto, voci di rimpasto in segreteria. Il titolo dell'articolo di Giorgio Bocca è questo: le mani pulite non bastano più. Apertura, come dicevamo, sempre di politica estera anche sulla Stampa. Praga si arrende alla folla, il governo pronto a trattare con l'opposizione. A centropagina Ingrao, sul nome decide il congresso, e poi un articolo di Luciano Gallino: il malato è grave, la cura pericolosa. È una valutazione, diciamo così, quasi una previsione tutto sommato su cosa potrebbe succedere sul piano elettorale al Partito Comunista nel caso questa rifondazione dovesse andare avanti. L'Unità. Scontro politico nel PC, molti sì, Ingrao dice insisto no. Nel dibattito al Comitato Centrale i consensi di Alfredo Raiklin, Emanuele Macaluso e Luciano Lama. Poi a centropagina le notizie dal Centro America, San Salvador, sequestrati consiglieri USA, fra gli ostaggi il nostro inviato, il quale scrive è un inferno. E poi a fondo pagina Dacia Maraini ricorda la figura di Leonardo Sciascia, morto come sapete ieri. Un giorno Sciascia entrò nella città delle donne. L'Avanti, il dibattito sulla proposta di Occhetto, da Ingrao un secco no.
C'è poi, l'Avanti riporta poi una dichiarazione di Intini, il portavoce della segreteria socialista: 3 condizioni per un dialogo serio. Dice Intini: un serio dialogo di prospettiva non potrebbe fondarsi né su pretese egemoniche, ovviamente fra socialisti e comunisti, né su rapporti di subalternità e naturalmente men che meno su espressioni settarie. Popolo, quotidiano della Democrazia Cristiana, l'apertura è dedicata all'intervento del segretario del partito Arnaldo Forlani a Strasburgo: l'Europa che cresce, più democratizzazione interna di fronte alle nuove sfide. E poi le notizie da Mosca: Gorbaciov, non ci fermeremo, penso che i cambiamenti in corso all'est come all'ovest, una dichiarazione di Gorbaciov al termine dell'incontro con il premier canadese Mulroney. Dicevo, penso che i cambiamenti in corso siano importanti perché creeranno una società migliore, più aperta e più democratica. Qui di spalla vedete un articolo di Pedrazzi che riporta i cambiamenti di atteggiamento dell'Unione Sovietica nei confronti della Chiesa: cadono gli steccati con la Chiesa. E infine a fondo pagina un articolo del direttore Emigio Cavedon sul Comitato Centrale Comunista: PC avanti piano quasi fermo. L'umanità, il riformismo non è più un'eresia. L'onorevole Caria firma un corsivo: Achille bruciò le navi dietro di sé. Questo è il titolo. Il dibattito che è iniziato al Comitato Centrale del PC, scrive Caria, durerà più del previsto e sarà certamente molto animato, ma nessuno dubita sull'esito finale. Occhetto riuscirà a spuntarla. Il segretario ha bruciato i vascelli alle sue spalle e tornare indietro significherebbe per il vertice comunista aprire una crisi più grave e prolungata di quella che si vorrebbe evitare. Rapidamente altri giornali: Il Tempo, Salvador ricatto a Bush, riesplode la guerra, gli americani minacciano l'intervento. Di spalla, Ingrao sbarra il passo al progetto di Occhetto. E a centropagina le notizie dall'est europeo: la folla sommerge il regime, questo anche in Cecoslovacchia. A Praga il partito costretto a trattare con l'opposizione. Ingrao non ci sta, così titola Il Mattino. Si delineano gli schieramenti al Comitato Centrale del Partito Comunista. Ma la maggioranza appoggia Occhetto. C'è poi un fondo di Ottorino Gurgo, l'eretico delude, che si discosta un po' dagli altri che abbiamo visto fin qui. Scrive tra l'altro Gurgo: Ingrao si attesta nella difesa dell'esistente, finendo nei fatti con lo smettire se stesso, il gusto di sfidare il nuovo e di precorrere i tempi che sempre ha segnato le sue scelte e i suoi pronunciamenti. E poi a centropagina Praga vince la folla, mentre vedete di spalla Salvador, la guerriglia ora sfida gli Stati Uniti. La nuova Sardegna, sì alla linea Ingrao, deciderà il congresso, ma il segretario resta sempre la maggioranza. La nuova Venezia, anche Praga tratta, il regime cecoslovacco costretto a una clamorosa inversione di rotta vicina alla fine dell'era USAC. Il secolo XIX, tutti i nodi in Ingrao, ma la maggioranza sta con Occhetto. E poi il giornale genovese riporta con il maggior spazio le notizie delle dimissioni dell'onorevole Montessoro. Antonio Montessoro, uno dei parlamentari comunisti più rappresentativi della Liguria, si è clamorosamente dimesso dal PC, aprendo una durissima polemica nei confronti di Occhetto e del gruppo dirigente riformista. 51 anni, Montessoro è stato segretario provinciale a Genova e segretario regionale in Liguria e deputato dall'83. Di spalla una notizia di carattere regionale, o meglio una notizia che riguarda il maltempo che ha colpito la Liguria. Alluvione flagella nervi, mare di fango, miliardi di danni. E veniamo all'angolo delle notizie economiche, dei giornali economici, 24 ore. In apertura un articolo di Ralph Dahrendorf: il nostro 89 fra cresce l'Europa, un'analisi in prospettiva economica e socio-economica degli ultimi avvenimenti politici. Poi la notizia dell'aumento, del brusco aumento del prezzo dell'oro. L'oro supera i $400 l'oncia. A rilanciare la quotazione del metallo giallo sono stati massicci acquisti in Estremo Oriente e, secondo alcuni osservatori, gli sconvolgimenti politici in atto nell'est europeo. Il mercato ha finalmente riscoperto l'oro e nei prossimi 2 mesi i prezzi potrebbero raggiungere i $420 l'oncia. Ore 12 si sofferma sulla denuncia, sul grido d'allarme, anzi, del Ministro della Sanità De Lorenzo, che teme che la riforma delle unità sanitarie locali possa offrire altre possibilità per il riciclaggio di denaro sporco. Il denaro sporco appunto minaccia la sanità
e quindi un invito chiaro ad una pausa di riflessione sulla riforma della sanità che il Parlamento si appresta a varare. E infine Milano Finanza, che riporta con evidenza la notizia che vi ho appena dato: l'oro appunto infrange a Londra la barriera dei $400. E con i giornali anche questa sera è tutto. L'appuntamento con noi è nella terza edizione del TG3, con il TG3 è alle 19 come di consueto. Arrivederci, buonanotte.